Nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, migliaia di giovani russi sono scesi in piazza per chiedere democrazia. Gli austriaci oggi votano per eleggere il nuovo Parlamento. La Repubblica Alpina è a una svolta storica. In Romania una marcia ha ricordato il lascito morale di Elie Wiesel sulla memoria dell'Olocausto. In Slovenia, recente campione europea di basket, sta spopolando un film su un giovane cestista. A 3 secoli dalla nascita, una mostra ricorda Maria Teresa d'Austria, l'imperatrice asburgica che rese grande il porto di Trieste. Sono il futuro della Russia, ma vorrebbero che il loro paese cambiasse subito. Sono giovani, ventenni e teenager. Qualcuno non ha ancora l'età per votare, ma tutti hanno già un leader, Alexei Navalny. Il 41enne avvocato, paladino della lotta anticorruzione che da anni denuncia sul web le malversazioni dei politici. È lì che il blogger, ormai leader dell'opposizione extraparlamentare a Putin, miete proseliti. Non c'è più bisogno di un partito, ci si mobilita online sui social network come YouTube, Twitter o Vkontakte, la versione russa di Facebook, aggirando così il silenzio dei tradizionali mezzi di comunicazione di massa. È la nuova frontiera del dissenso, difesa a spada tratta anche con manifestazioni non autorizzate contro i tentativi di censura e di controllo da parte del Cremlino. È così, con milioni di condivisioni online, che Navalny ha fatto breccia nel cuore della cosiddetta generazione internet. Ragazzi nati o cresciuti durante l'era Putin, cominciata nel 2000. Millennials, nativi digitali che non hanno memoria di cosa fosse la Russia nel caos post-sovietico degli anni 90. Non hanno conosciuto altro che Putin e ora vorrebbero cambiare. Sono nata quando era già al potere, scherza Sonia. A 65 anni potrebbe andare in pensione e invece, se va avanti così, mi sa che morirò e lui sarà ancora lì. Sonia ha sfidato la legge e la polizia per scendere in piazza sabato 7 ottobre, nel giorno del 65esimo compleanno di Putin. Obiettivo: guastare la festa del presidente. Sonia, come molti altri, portava con sé una paperella di plastica gialla, un'allusione al denaro che avrebbe speso il premier Medvedev per uno stagno privato popolato da anatri. Eccessi dell'elite denunciati da Navalny. Il video, che racconta le presunte fortune nascoste di Medvedev, è stato ignorato dal premier e dalle autorità, ma su YouTube è stato visto da decine di milioni di utenti. Tanti sono gli indignati, molti meno quelli che hanno il coraggio di rischiare l'arresto. L'ha fatto chi è uscito allo scoperto il 7 ottobre in 80 città russe, rispondendo a un appello dal carcere di Navalny, condannato a scontare 20 giorni proprio per aver organizzato eventi pubblici non autorizzati. Il blogger vorrebbe candidarsi alle presidenziali del prossimo marzo, ma il governo l'ha escluso a causa di una condanna per frode, frutto, secondo Navalny, di un processo farsa costruito ad arte e motivato politicamente. Anch'io la penso come lui, rivela questo sostenitore. Siamo qui per mostrare che non tutti sono d'accordo con Putin. Al Cremlino non vogliono alcuna concorrenza, concorda con lui questa ragazza. Per questo ostacolano Navalny. Ma ce la farà a presentarsi alle elezioni? Chi? Navalny? No, purtroppo non credo, risponde questa signora. Ma è chiaro che servirebbe almeno una vera alternativa a Putin. A Mosca si sono ritrovati in piazza Pushkin, ma per aggirare il divieto d'assembramento hanno percorso più volte la via Tverskaya fin sotto le mura del Cremlino. Uscire in strada, spiega Vladimir, significa mostrare la nostra volontà di cambiare. È una sfida alla stagnazione politica. Non è solo per Navalny, è per avere davvero libertà di scelta, ci spiega Katerina, che ha studiato in Italia. Putin è zar e vorrei un po' di più di democrazia, che non è possibile con Putin. Non posso dire di condividere tutto ciò che fa Navalny, precisa Alexei, ma penso che lui sia l'unica vera alternativa per il nostro paese. Noi, aggiunge quest'altro manifestante, chiediamo semplicemente che ogni candidato che gode di un certo sostegno possa partecipare alla campagna elettorale, anche per influenzare l'agenda di governo. Invece di investire nell'istruzione, nella sanità o in prestazioni sociali, denuncia questo studente, preferiscono aumentare le spese militari. A San Pietroburgo, città natale di Putin, più ampia è stata la protesta nel giorno del compleanno del presidente e più dura la repressione. Le immagini degli arresti hanno indignato la blogosfera, che si chiede il perché di tanta persecuzione. Se Putin pensa davvero di avere l'86% dei russi dietro di sé, come direbbero i sondaggi, dov'è il problema? Domanda questo manifestante. Perché sta creando tutti questi ostacoli a Navalny? Perché gli nega la possibilità di una campagna elettorale? Un argomento che ha convinto e spinto a prendere posizione anche il famoso regista russo Andrei Zvyagintsev, Leone d'Oro a Venezia nel 2003 con il film Il Ritorno. In un video ha definito abominevole, senza ragione, la repressione del dissenso. Putin vincerebbe di sicuro contro Navalny, dice Zvyagintsev, almeno stavolta. Perché allora lo teme?
6,5 milioni di austriaci sono chiamati oggi a eleggere anticipatamente il nuovo Parlamento. Immigrazione e sicurezza sono stati temi dominanti in campagna elettorale, dice Lorenz Gallmetzer, giornalista e saggista, ma non gli unici. L'altro tema era quello dell'immobilismo del governo e dell'incapacità di questi due partiti tradizionali che da decenni più o meno o assieme o in alternanza, ma sempre loro due, governavano il paese, che questi qua non arrivavano più a dare delle risposte alle crisi e alle sfide del mondo moderno. La rosa dei partiti che ambiscono ad essere rappresentati in Parlamento è ampia e qualcuno, soprattutto a destra, secondo il politologo Thomas Hofer, potrebbe avere qualche possibilità. Innanzitutto, naturalmente ci sono i Verdi e anche la lista di Peter Pilz, che possono ottenere voti da chi si colloca a sinistra dei socialisti. Sull'altro versante, penso che il Partito della Libertà, di destra, guidato da Heinz Christian Strache, possa aumentare i voti semplicemente ottenendo il consenso di chi non crede in una rottura della grande coalizione tra i socialisti di Kern e i popolari di Kurz. Non a caso Strache in campagna elettorale ha evitato dichiarazioni estremiste, ha usato toni moderati, si è sintonizzato con i desideri degli elettori dei due partiti più grandi. Se i socialdemocratici del cancelliere Christian Kern sono in caduta libera, vola invece nei sondaggi il giovane leader e ministro degli esteri Sebastian Kurz. Quasi certamente sarà lui il prossimo cancelliere, sostenuto dai nazional-liberali. Dal punto di vista di politica interna sarà soprattutto un regime concentrato molto sulla questione degli immigrati, della sicurezza e di una svolta, io direi, neoliberale, neoliberista per tutto quanto riguarda l'economia e il sociale. Dal punto di vista del clima politico ci sarà questo ripiego su se stessi, un scetticismo nei confronti dell'Unione Europea, anche del Partito Conservatore, che essendo un partito vicino all'economia è pro-europeo. Però il nuovo leader, con la sua politica anti-immigrazione, si è aperto molto verso l'Ungheria, la Polonia, i paesi balcanici, perfino un po' Putin. Sdoganati dal giovane Kurz, i nazional-liberali di Heinz Christian Strache sono pronti a tornare al governo. Nel 2000 scattarono le sanzioni contro l'Austria. Anche senza quelle sarà comunque una sciagura per il paese, reputa Gallmetzer. Ma da quel partito si sa esattamente cosa c'è da aspettarsi, perché erano già al governo nell'anno 2000 per 5-6 anni con il Partito Conservatore. Come governanti non erano degli incapaci assoluti e hanno prodotto degli scandali finanziari con banche eccetera di miliardi di euro che i contributori pagano ancora oggi. Gli osservatori lo danno per certo, le elezioni di oggi chiudono la lunga stagione politica delle grandi coalizioni in Austria. Soprattutto si è avuto l'impressione che la classe politica e le élite non erano più in grado di controllare e gestire tutti i fenomeni, che sia la crisi economica, sia l'immigrazione, sia tutti gli aspetti di questo nuovo mondo, la rivoluzione tecnologica, la confusione, la mancata bussola e visione di come la classe politica protegge la popolazione e la prende alla mano e gli dice: la nostra visione è questa. Venerdì e sabato i cittadini della Repubblica Ceca saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Tema centrale della campagna elettorale è stata la questione dell'accoglienza dei migranti, a cui si sono aggiunte le polemiche sul magnate Andrej Babiš, fondatore del partito centrista ANO. Babiš, che è favorito nei sondaggi, è uno degli uomini più ricchi della Repubblica Ceca, possiede un impero mediatico ed è sospettato di aver evaso miliardi di corone di tasse. Babiš, fino a pochi mesi fa, era ministro nel governo uscente guidato dal socialdemocratico Bohuslav Sobotka. In Parlamento dovrebbero essere eletti anche deputati dei civici, dei comunisti, dei democristiani e del Partito dei Pirati.
Romania, come altri paesi dell'Europa, con fatica sta prendendo coscienza delle proprie responsabilità nell'olocausto degli ebrei. Durante la Seconda Guerra Mondiale il paese, governato da Ion Antonescu e dal re Michele, era alleato dell'Asse. Dal 1941 in Romania e nei territori controllati dall'esercito di re Michele furono uccisi più di 380.000 ebrei e circa 11.000 rom. Il dato è stato fornito dalla Commissione per l'Olocausto in Romania, istituzione fondata nel 2003 dal premio Nobel Elie Wiesel, scrittore scomparso nel 2016. Le formazioni della destra nazionalista romena, eredi delle guardie di ferro di Cotreanu, continuano a negare o perlomeno sminuire l'Olocausto, un negazionismo strisciante a cui la comunità ebraica ha risposto con una marcia organizzata in Transilvania, a Szeged, città natale di Wiesel, una protesta civile discreta che però ha avuto una grande eco nelle stanze dove si crea la politica romena, una pressione politica spiegata da Matthew Bronfman dell'organizzazione ebraica Limmud. Ho chiesto spesso a Elie Wiesel un suggerimento su come comportarci. Il suo consiglio era leggere, imparare, discutere e solo allora agire. E come seguendo le orme di un padre, ho cercato di lavorare per conto della comunità ebraica in tutto il mondo e la lezione che conservo di Elie è imparare, leggere, interrogarsi prima di agire. Elie, ti ringrazio. La casa natale di Wiesel è stata trasformata in museo ebraico, da cui un centinaio di persone ha marciato fino al monumento che ricorda la deportazione degli ebrei di Szeged ad Auschwitz. Tra questi, 73 anni fa, c'era anche la famiglia Wiesel. La marcia di Szeged è solo una delle tante marce organizzate per la Giornata dei Vivi, evento che viene organizzato anche in altri luoghi dell'Olocausto. Questa è la prima volta che marciamo a Szeged, è un grande evento. Non c'è solo la tradizionale marcia dei vivi, la Yom HaShoah di Auschwitz in Polonia, ma abbiamo organizzato anche un'imponente marcia in Ungheria, a Budapest, alla quale ogni anno partecipano da 25 a 30.000 persone. Poi ci sono la marcia di Salonicco e quella di Sydney. Siamo convinti che Szeged, per merito di Elie Wiesel e degli ebrei romeni, sia un altro luogo simbolico importante. Le minoranze ebraiche in tutti i paesi dell'Europa orientale da alcuni anni denunciano un aumento dell'antisemitismo, fenomeno che le comunità maggioritarie, cosa che succede anche nell'Europa occidentale, tendono a sminuire o sottovalutare. To, kar se pa zdaj dogaja ravno včeraj, Ormai in Slovenia tutti vogliono giocare a basket. È una notizia di questi giorni che i telefoni dei club di pallacanestro sloveni non smettono di suonare. È un'euforia collettiva che sicuramente fa bene anche al nostro film, perché tutti lo vogliono vedere. È l'argomento del giorno il basket e il protagonista del film vuole diventare un giocatore di pallacanestro. Premiato al Festival del Film Sloveno e acclamato a quello di Schlingen in Germania, dedicato espressamente al cinema per ragazzi, Košarkar Najbo, che diventi un giocatore di pallacanestro di Boris Petković, è uscito nelle sale slovene in contemporanea con quella medaglia d'oro vinta agli Europei di basket 2017. Si dice, no? La fortuna aiuta gli audaci. Siamo stati fortunati a uscire nelle sale proprio adesso dopo la vittoria della nazionale slovena agli europei. Secondo me è stato in assoluto il momento più bello della storia di questo paese. Il protagonista è Ranta, quindicenne, un po' imbranato e molto viziato, che un giorno per caso va a canestro e si scopre un talento. Favola surreale, tratta dal libro di Primož Suhadolčan, pubblicato 25 anni fa sull'onda dell'allora vittoria della nazionale jugoslava, prima campione del mondo, poi vincitrice dei Giochi Olimpici, uno dei testi più amati dal pubblico giovanile delle ultime generazioni. Succede infatti che in sala arrivino assieme genitori e figli. I primi hanno letto il libro qualche decennio fa, i ragazzi lo stanno leggendo ora. È una storia che ha una morale, adatta alle famiglie e allo stesso tempo è anche una storia di fantasia, dove gli spettatori possono sognare e soprattutto sperare. Ispirato alle ambientazioni di Wes Anderson e dai colori di Amélie, il film è campione di incassi sloveno 2017. Più di 30.000 gli spettatori nelle
prime 2 settimane di proiezione che confermano il talento di Boris Petković, regista sloveno nato a Zenica, oggi Bosnia centrale, trasferitosi da bambino a Portorose per poi diplomarsi alla Scuola internazionale di cinema di Parigi. Documentarista e autore, al suo secondo film per ragazzi. Sigurno prisoten element vzgoje, v bistvu skozi filme. Beh, è un film che vuole educare. Ad oggi tantissimi insegnanti ci hanno ringraziato perché abbiamo deciso di trasferire il libro sul grande schermo, perché così, dopo la proiezione, per loro è molto più facile affrontare temi importanti come possono essere l'amicizia, l'amore, la possibilità di superare i propri limiti per raggiungere determinati obiettivi. Il cinema dedicato ai ragazzi, anche nell'ex Jugoslavia, aveva questo obiettivo educazionale. Credo sia ancora importante rivolgersi ai bambini usando il linguaggio del cinema. Še kako zavedal, ne, in se je seveda snimal veliko otroških filmov. Čast, vsekakor moja šola. Ta film Košarkar naj bo v filmih. Beh, questo film in sala sta incontrando un entusiasmo veramente incredibile. Gli spettatori piccoli e grandi finiscono per emozionarsi. Però la felicità, l'entusiasmo percepiti in tutto il paese dopo la vittoria della nazionale agli europei, beh, quella è un'emozione che nessun cineasta al mondo potrà mai dare. Mislim, da noben režiser ne zmore. Anche quest'anno si è svolta la Velika Pardubička, la corsa di cavalli più famosa dell'Europa centrale. Un cross crudele e massacrante, quello di Pardubice, sia per i cavalli sia per i fantini. 6.900 metri con 31 ostacoli e fossati da superare. A vincere la corsa, che si svolge ogni anno ininterrottamente dal 1874, è stato il fantino Jan Karatochvili in sella al destriero britannico No Time to Lose. Quest'anno, per fortuna, nessun fantino o cavallo è rimasto ferito. Maria Teresa, l'imperatrice d'Austria, di cui quest'anno si celebrano i 300 anni dalla nascita con mostre ed eventi da Vienna a Trieste, pur non essendo mai stata a Trieste, l'ha trasformata da un'insignificante cittadella la cui economia si basava sulle saline nel porto dell'Europa centrale. La mostra Maria Teresa e Trieste, visitabile fino a metà febbraio, racconta come l'imperatrice illuminata ha premuto sull'acceleratore della storia proiettando Trieste verso la modernità. Come è cambiata la città di Trieste? Allora qui alle mie spalle ci sono mappe, c'è anche una modalità interattiva per i visitatori che capiranno meglio la città di Trieste di oggi conoscendo meglio quella del Settecento. Nel Settecento, anche grazie al porto di Trieste, si sviluppa il commercio delle spezie, delle cose esotiche, con tutta la porcellana che serviva per consumare queste merci, diciamo così. Quegli anni sono quelli nei quali viene fabbricata la città, perché da una sorta di collinotto storico che dai veneziani era guardato anche con una certa diffidenza per un lungo periodo, entra nell'ambito asburgico, però rimane periferico per un lungo periodo, finché non viene presa la decisione, che è quella di dare a questa enorme nuova concezione dell'impero il suo sbocco sul mare, fondamentale. E questo vuol dire non solo Trieste, ma vuol dire anche la comunicazione fra Trieste e il mondo di là, dalle montagne. E lì si sviluppa un'idea nuova, che è quella di un grande porto e in un qualche modo di una città ideale, cioè di una città concettuale, concepita e disegnata, di cui siamo ancora eredi. Maria Teresa, nelle sue scelte politiche, era stata anche fortemente influenzata dal pensiero economico, conosciuto come fisiocrazia. Si passa dall'idea prima esistente, in base alla quale la ricchezza delle nazioni era determinata banalmente dalla quantità di oro che c'era nelle casseforti. Si era ricchi perché si commerciava, si chiama mercantilismo. E si scopre un'altra cosa nuova, che uno Stato è forte se è in grado di produrre tanta carne da cannone, cioè tanta gente che si manda poi a far guerra o a organizzare gli Stati. Il numero degli abitanti diventa fondamentale e diventa fondamentale la forte crescita demografica. Allora, per esempio nella concezione che si forma in ambito Habsburg, ma non solo lì, anche con tutti i parenti, perché lei, essendo prolifica,
riempie l'Italia, cioè Maria Teresa fa il primo tentativo di unità d'Italia, perché ne piazza uno a Milano, ce n'è uno a Firenze, ce n'è uno a Napoli, anche il modenese parente, quindi l'Italia si unisce in un qualche modo, però si unisce su che cosa? Sul fatto che se mangiano fanno più soldati. E se mangiano stanno meglio, e se per mangiare e stare meglio si comincia anche a curare le malattie, e inizia in un qualche modo la prima profilassi moderna, che si sviluppa in ambito austriaco, ma si sviluppa anche in Italia. Adesso uno pensa a Napoli come un luogo un po' problematico, ma è il primo luogo di profilassi medica moderna in tutta la penisola italiana, viene tutto da lì.